È durata poco più di 1 ora e 20 minuti la cerimonia di inaugurazione di Agrigento, capitale italiana della cultura 20 e 25. Il tutto si è svolto qui all'interno del Palazzo dei Giganti, che è sede dell'amministrazione comunale di Agrigento e all'interno della quale c'è proprio il teatro dedicato a Luigi Pirandello, dove la cerimonia ha avuto luogo. Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è arrivato intorno alle 10:55, lì all'interno c'era già il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e c'erano tutte le altre autorità, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, che sta uscendo proprio in questi minuti dalla sede appunto di Palazzo dei Giganti, e nel corso della cerimonia di inaugurazione si sono susseguiti gli interventi di attori, di scrittori e soprattutto ovviamente delle autorità. Le istituzioni con in testa, per quanto riguarda l'amministrazione locale, il sindaco Francesco Miccichè, che ha parlato ovviamente dell'accoglienza che il comune di Agrigento ha dedicato non solo alle autorità ma a tutti i cittadini che hanno voluto presenziare, soprattutto qui in piazza Pirandello, molti i giovani. In questo momento vedete anche le immagini del maxi schermo all'interno del teatro Pirandello, da lì sta passando il Presidente Sergio Mattarella tra ali di folle che ovviamente lo salutano, lo attendiamo da un momento all'altro qui in uscita. Ovviamente il protocollo non prevede nessuna sosta da parte del Capo dello Stato, che immediatamente salirà a bordo della sua auto e poi proseguirà per i suoi prossimi impegni. Nel corso di questa cerimonia di apertura, dicevamo, si sono susseguiti attori come Gianfranco Iannuzzo, che ha parlato della sua Agrigento, ma ha parlato anche di quanto importante possa essere il ruolo di tutte le città italiane. Poi il sindaco Francesco Miccichè, che non ha fatto altro che ricordare l'accoglienza soprattutto di Agrigento in fatto di accoglienza appunto per gli extracomunitari. Lampedusa in particolare è un po' il centro nevralgico di questa accoglienza, Lampedusa che è stata anche ricordata ovviamente dal Capo dello Stato. A chiudere tutti gli interventi sono stati proprio prima il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha parlato della forza di volontà, della caparbietà nel volere Agrigento capitale italiana della cultura 2025, perché rappresenta ovviamente il riscatto non solo di questo centro, di questa comunità storica, ma rappresenta ovviamente il riscatto di tutta la Sicilia e ha voluto con orgoglio rivendicare anche il ruolo del suo governo nel riuscire a ottenere questo traguardo. Poi dopo lui c'è stato l'intervento del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ovviamente, ripercorrendo anche le tappe storiche di questo comprensorio, ha parlato di quello che sarà l'anno 2025 e dell'importanza che assume proprio per Agrigento. Noi aspettiamo appunto ancora da un momento all'altro l'uscita del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che, come dicevo, ha poi concluso questa cerimonia di inaugurazione. Vedete proprio in questo momento che fotografi e servizio di vigilanza stanno uscendo da Palazzo dei Giganti, proprio perché da un momento all'altro sta per arrivare anche il Presidente. Vediamo il Presidente della Regione Renato Schifani, il Presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e poi aspettiamo anche da un momento all'altro il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Eccolo qua, qua c'è il Presidente accolto dal coro dei ragazzi. C'è il saluto con il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e con il Presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Il Presidente, vedete, si sta apprestando a salire nella propria autovettura e ovviamente saluta tutti i ragazzi che sventolano le bandierine tricolore dell'Italia. Il Presidente non elude nessun tipo di saluto e di
e di coro che sta accompagnando appunto il tragitto del Presidente Mattarella. Eccolo qua. Come si diceva dal palco, da questo momento inizia ufficialmente il percorso 2025 di Agrigento, capitale italiana della cultura, ed è un percorso che, come diceva anche il sindaco Francesco Miccichè, non si esaurirà con l'arrivo del 31 dicembre 2025. Sarà un anno importante, un anno di rilancio, ma un anno che sarà comunque proiettato anche al futuro. Agrigento vorrà e dovrà, sicuramente ci riuscirà a dimostrare che questo comprensorio, ma la Sicilia tutta, ha meritato questo riconoscimento, questo incarico di capitale italiana della cultura 2025. E da Agrigento, da Piazza Pirandello, è tutto.